tornare come una volta ad assumere le bidelle, perché loro ci garantivano veramente la pulizia nelle scuole, che quando andavamo noi a scuola era tutto pulito. Caspita, fate qualcosa, che i nostri figli non devono stare nella sporcizia. Armati di secchi e scope, tra slogan e striscioni, i genitori hanno bloccato le strade per protestare contro una situazione che peggiora di giorno in giorno. Chirignago, Spinea, Oriago e Marghera. I bagni sono sporchi, i bambini non possono fare tutti sporchi, la carte, pipì, la mensa dove mangiano sono sporche, c'è i tavoli sporchi con la polvere. Non si può andare avanti così. E noi invece manifestiamo qui, non perché la scuola nell'insegnamento progredisca, ma addirittura alla base, perché ci tolgono anche i servizi di base che sono quelli della pulizia. La nostra scuola ha solo una bidella, se possiamo chiamarla così, che questo è un grande problema con 120 bambini dentro. Non può fare la sorveglianza, la vigilanza e anche le pulizie. Non si può andare avanti così nel 2014, questa è una vergogna. Una protesta annunciata che ha creato disagi al traffico e tensione tra i genitori e qualche automobilista bloccato. No, si risolve il problema così, andate dal sindaco e dategli la scopa in testa. Va via che è meglio! Non c'è niente, schifoso! Tra di loro, a Marghera, anche un maestro. Perché ci impedisce di fare alcune attività per paura di sporcare, insomma non è possibile che a scuola non si possano fare poi delle attività perché se si usano i colori poi si può sporcare per terra, se si va in giardino poi si porta la terra dentro alle classi e tutto è più sporco. La situazione non è diversa a Spinea, dove tra i genitori si vede anche il sindaco Chechin. Il problema non riguarda solo la pulizia. E anche la sorveglianza è stata tagliata. Sorveglianza vuol dire che quando i bambini entrano a scuola e sono in classe con gli insegnanti, fuori nei corridoi deve esserci del personale che apre i cancelli, risponde al telefono, controlla quando i bambini escono dalle classi per andare in bagno. Questo non c'è.